Il presidente del Veneto Luca Zaia su Facebook non ha mancato a 7 anni di distanza di ricordare cosa significa per la Marca Trevigiana e il Veneto il 2 agosto. La tragedia del Molinetto è impressa nella mente di ciascuno, una ferita per chi quella notte c'era, quando alla festa degli Omi il torrente Lierza esondò spazzando via il tendone, le auto, gli uomini. 4 vittime: Maurizio Lot, Giannino Breda, Luciano Stella e Fabrizio Bortolin, a cui oggi il sindaco di Refrontolo Mauro Canala ha rivolto un pensiero a loro e alle famiglie colpite da quei lutti. Il Molinetto oggi è chiuso, l'acqua scorre placida, malgrado la pioggia delle ultime ore. Appare una volta di più incredibile come un piccolo angolo di paradiso possa trasformarsi in un inferno. Sul cippo che ricorda la tragedia dei fiori bianchi è Massimo Lorenzon, uno dei fratelli che quella notte, prima ancora dell'arrivo di vigili del fuoco e su M118, misero in salvo decine di vite, a raccontare chi li ha deposti. Il fiore qua è stato un mio amico che ha portato il fiore e abbiamo fatto una preghiera giusto per ricordare le persone che sono state morte. Ricorda bene Massimo quella notte. L'acqua è arrivata sul parcheggio, qua sul parcheggio, ha portato via tutte le macchine, qua c'era esterna, ha portato via tutto. Nel tentativo di salvarsi, molte persone, ricorda, si aggrapparono alle piante. In questo albero qua erano appesi, questo albero qua erano appesi. L'acqua di quella volta del 2 agosto arrivava a quell'altezza qui. E dei salvati alcuni sono rimasti amici e riconoscenti ai fratelli Lorenzon. In amicizia con Mauro, Roni e Enrico. Che quella notte erano qua a quella festa. Sì, quella notte erano qua in quella festa che ci hanno dato una mano anche loro a portare su la gente a casa mia.